Dolore, cordoglio, ma anche interrogativi su come e perché è morto Davide Licata, il dodicenne di Favara deceduto mentre giocava a basket nella palestra della scuola. Chiarezza sulle cause dell'improvvisa morte del ragazzino potranno venire dall'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta e disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche proprio per far luce sulle possibili cause della morte del piccolo. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Favara e gettato nello sconforto la famiglia del piccolo Davide, papà e mamma, il fratello e la sorellina. Davide Licata, come tanti altri ragazzi, era appassionato di sport e di basket in particolare. Si era iscritto alla Libertas Favara, un'associazione sportiva che insegna ai bambini a giocare a pallacanestro. Svolgevano i loro allenamenti il martedì e il venerdì, dopo l'attività scolastica, nella palestra dell'Istituto Gaetano Guarino di Via Basile. I carabinieri della tenenza di Favara, ai quali il magistrato ha affidato le indagini, stanno acquisendo i certificati medici necessari per la frequenza alle attività sportive ed ogni altro elemento utile che serva a dare una spiegazione alla tragedia. L'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, in una nota ha espresso il cordoglio alla famiglia e all'intera comunità scolastica di Favara. Siamo certi e fiduciosi, ha detto l'assessore, che la Procura di Agrigento farà luce sulle cause della morte del piccolo. È un giorno di dolore per la scuola e per tutti noi. Il giorno del funerale, come disposto dal sindaco di Favara Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino.